Un crollo, il muro di cinta di Viale Fusinato che si sbriciola e invade improvvisamente marciapiede e carreggiata. Il tutto a mezzanotte, quando fortunatamente non passavano persone né auto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno transennato l'area del crollo, riaprendo in mattinata la strada a doppio senso. Una notata di pioggia, la fragilità del terreno che può aver inciso, si susseguono monitoraggi e sopralluoghi. La prima cosa questa notte è stato mettere in sicurezza il luogo, ripristinare la viabilità. Adesso abbiamo già ottenuto l'autorizzazione per poter rimuovere dalla sovrintendenza, per poter rimuovere i detriti del muro e poterli riposizionare in altro luogo e conservarli in attesa delle verifiche su eventuali vincoli che sussistano su questo manufatto. Vincoli che non sarebbero di natura storico-monumentale, ma di natura paesaggistica, visto che il muro non è una pertinenza dell'antica chiesa di San Giorgio del X secolo, ma si tratta di un muro che in base alle stime potrebbe risalire tra la metà del 1800 e i primi del 1900, afferente all'edificio retrostante disabitato e in parte proprietà comunale. Non ha un vincolo diretto come ovviamente ce l'ha la chiesa, è un muro che è stato realizzato probabilmente assieme o successivamente all'edificio che abbiamo qui di fianco e di cui ne faceva parte, perché la proprietà è proprio questo muro, la proprietà di questo muro è del condominio, diciamo, di cui il comune ha una quota, quindi è in parte pubblico e in parte privato. Sicuramente dovremo provvedere a puntellarlo perché c'è una parte che è crollata che dobbiamo rimuovere, ma un'altra parte che risulta inclinata rispetto alla verticale, quindi dovrà essere messa in sicurezza. Successivamente, quando faremo insieme alla sovrintendenza tutte le valutazioni su eventuali vincoli che ci sono su questo manufatto, decideremo poi il da farsi. Con il comune di Vicenza stiamo verificando effettivamente cosa fare, come intervenire e per conto del condominio andremo avanti con le verifiche strutturali. Al momento non rilevate danni al condominio? No, al momento no. Questo è il primo sopralluogo che facciamo, quindi valutiamo con gli ingegneri insieme al comune MCPS. Curiosità e preoccupazione per le persone del quartiere che si sono svegliate con la brutta sorpresa. Abito 1 chilometro più avanti e mi dispiace molto che siano cadute queste mura, questo muro antico così. Non so se si poteva evitare. Io non ho sentito assolutamente niente, me l'ha scritto poi mia figlia questa mattina che ha letto. Mi dispiace, però è un pezzo di storia che è cascata.